Chi sostiene che l'8 marzo 1908 un gruppo di donne si riunì nella filanda tessile Cotton di New York per dichiararsi in sciopero. Il padrone le chiuse a chiave e l'edificio prese fuoco. Morirono 129 donne. Fu detto anche che nel medesimo giorno, ma nel 1848, ci fu una violenta carica della polizia a danno sempre di donne in sciopero. Chi additi come padre invece della festa il dittatore comunista sovietico Vladimir Lenin e la femminista Alexandra Kollontai, per far credere alle lavoratrici di essere state liberate dalla schiavitù capitalistico-patriarcale. Una curiosità: nel 1946, quando l'Unione Donne Italiane stava preparando il primo 8 marzo del dopoguerra, si pose il problema di trovare un fiore che potesse caratterizzare visibilmente la giornata, considerando che in quel periodo c'era già in uso il garofano rosso, simbolo usato per la festa dei lavoratori del 1 maggio. Le giovani donne romane decisero per la mimosa. I suoi fiori gialli e profumatissimi avevano il vantaggio in più di fiorire proprio in quel periodo e non costavano tantissimo. Poco importano le origini di questa festa, ciò che conta è che nel 2015 le donne muoiono ancora per mano di uomini ignoranti e violenti, vengano stuprate e la loro storia, diventata documentario, sia censurata. Importa che per lavorare debbano scendere a compromessi sessuali, per poi percepire stipendi inferiori a quelli dei loro colleghi uomini. Non serve una mimosa o una festa, ormai dal sapore commerciale, a dar dignità e parità, basta scoprire il senso del rispetto. Secondo me l'8 marzo deve avere adesso più che una volta un significato forte, perché mai come ora la donna sta perdendo la sua dignità di essere umano. Dobbiamo assolutamente riprenderci il lavoro, quindi una dignità nel lavoro, perché il lavoro ti dà dignità, ti dà libertà, ti dà la possibilità di essere anche un essere umano che si difende nel mondo e anche nell'ambito familiare puoi, quando c'è qualche problema, essere indipendente. Penso che le donne debbano ricercare un'identità nelle varie realtà. Le vedo le donne in guerra, le mamme, cioè io penso a una donna forte, non ci sono disparità. Se la donna vuole, secondo me, non può farcela. Secondo me siamo ancora abbastanza distanti dalla parità tra uomo e donna. Ogni persona appartiene a un contesto sociale diverso e quindi ognuno ha un'idea diversa. Io che sono giovane e frequento l'università qui a Padova, non la vivo poi così male perché vivo con i miei coetanei e ho un senso di speranza nel futuro. Vedo che i ragazzi della mia età vivono bene il rapporto uomo-donna, ma se guardo a esempi televisivi, mediatici, eccetera, la situazione è totalmente opposta. E allora, eccoci qua, buona serata a tutti di nuovo, ben ritrovati e benvenuti a questa puntata di TV7 Match che questa sera dedichiamo alla questione femminile, chiamiamola così. Avete sentito le interviste, il lavoro, una delle priorità per le donne, ma anche ritrovare l'identità. Se la donna vuole può farcela, la parità c'è già secondo altre voci, per altre invece le distanze ci sono ancora. Allora cercheremo di fare il punto della situazione, cercheremo anche di fare un pochino di storia, anche cercare di capire che fine ha fatto il femminismo, che ruolo ha avuto e che cosa ha portato di buono o meno nella nostra società. Lo facciamo con gli ospiti che abbiamo in studio, ve li presento subito. Inizio dalla mia sinistra, come sempre, Cristina Grigio, vicepresidente della Commissione Pari Opportunità del Veneto. Buonasera, grazie di essere qua. Al suo fianco Franca Longo del Movimento Stati Generali delle Donne del Veneto, ho detto correttamente? Sì. Buonasera, grazie di essere qua anche a lei. Poi siamo in attesa di Silvia Conte, che è sindaco di Quarto d'Altino, ma che sta arrivando leggermente in ritardo. Ritroviamo il professore Manno Casen, buonasera. Buonasera. Anche lei, grazie. Al suo fianco Alisa Del Re, docente di politiche per le pari opportunità all'Università di Padova. Buonasera professoressa, grazie anche lei di essere qua. Al suo fianco Daniela Rader, presidente Confartigianato Donne Impresa del Veneto. Buonasera presidente. Al suo fianco Luigi Sposato, imprenditore, presidente di Eurointerim SPA. Buonasera anche a lei, Sposato. Buonasera. E grazie di essere qua nei nostri studi. Allora, abbiamo sentito queste voci di donne per la strada, voci abbastanza per certi versi anche discordanti. Cristina Grigio, lei che lavora da tempo all'interno della Commissione Pari Opportunità, sono stati fatti dei passi avanti, ci stiamo avvicinando un pochino a una situazione effettivamente di parità, e dopo vedremo anche alcuni numeri che ci dicono che magari la situazione non è proprio così, però insomma.
Allora, grazie, buonasera e soprattutto grazie per la possibilità così in questo incontro anche di fare questo focus dedicato al mondo femminile in occasione dell'8 marzo che ricordiamo è una data nella quale sono state uccise delle operaie e quindi delle vittime di violenza. E, sicuramente sono stati fatti dei passi in avanti perché la storia ci insegna che abbiamo fatto delle conquiste, però alla parità vera, alla parità di genere c'è ancora molto da lavorare. Mi ha colpito di quel servizio e poi magari forse c'è anche modo di parlare anche con le presenze che ci sono qui questa sera. Assolutamente. Mi ha colpito di quel servizio è il vostro compito questo. Alcuni passaggi e forse poi ci possiamo anche soffermare su che cosa oggi si intende lavorare nell'ambito delle pari opportunità. Ma la richiesta di rispetto è quella che a gran voce ho colto nelle varie interviste. Quando noi parliamo di una richiesta di rispetto, parliamo di una richiesta di uguali diritti per tutte le persone, quindi che siano indipendentemente donne o uomini, no? Quindi forse dobbiamo anche chiarirci fra di noi che cosa è un concetto di pari opportunità, che è quell'equilibrio che dobbiamo mirare verso le persone, quindi tra uomini e donne. Franca Longo, abbiamo sentito appunto la Presidente del Fondo Monetario Internazionale che ha lanciato questo grido d'allarme: sessismo sul lavoro, complotto contro le donne, insidiosa congiura. Queste sono state le parole che ha utilizzato. È così? Diciamo che ha fatto una bella sintesi, perché le parole hanno un significato e hanno espresso il panorama esatto della situazione della donna, che naturalmente la Lagarde ha parlato in senso ampio certo, per tutti quanti gli stati cosiddetti membri del contesto umano. E qui bisogna anche fare una differenza tra l'Europa e il resto del mondo, perché ci sono delle forme di violenza micidiali. Per esempio oggi una notizia, hanno condannato una donna in Arabia Saudita a 200 frustate perché si era spostata fuori casa senza un uomo presente, perché è obbligatorio avere un uomo. Voglio anche ricordare che una donna è stata condannata a centinaia di frustate solo perché si era incontrata con un uomo fuori casa. E quindi questo problema è un problema che ci deve coinvolgere. Noi siamo i cosiddetti stati più avanzati e non sentiamo quella tensione verso, per esempio, l'Arabia Saudita, dove proprio viene rappresentata la violenza tutti i giorni, in tutti i momenti della vita della donna, che non può uscire di casa senza un uomo vicino, magari fosse anche il fratello minore, ma deve essere un maschio. E in Italia noi stiamo registrando una regressione per quanto riguarda la situazione di donna e ci parlano davanti delle immagini che vorrebbero rappresentare la parità. Per esempio, i 6 ministri donne nel governo Renzi. E questa qui è un'illusione. Ci stanno prendendo in giro, perché non sono donne espressione e non sono portatrici di interesse delle donne, sono messe per rappresentare una apparente parità. Quindi dobbiamo stare attenti anche al concetto di parità e a quello che ci raccontano per televisione, perché non dobbiamo cadere nella trappola. Di fatto queste donne non portano avanti l'ottica di genere, noi non la vediamo, non la sentiamo. Quindi c'è un vuoto totale per quanto ci riguarda in questo momento, anche se storicamente abbiamo fatto dei passi in avanti, noi adesso notiamo una regressione. Quindi lei dice vengono strumentalizzate le ministre per benefici maschili, certo. Questo sta dicendo. Questa è la regressione che sta avvenendo in Italia. E di questo le donne si lamentano, cioè se noi parliamo generalmente con le donne, se noi guardiamo i social, come percepiscono i vari ministri che ci sono donne, non le sentono delle proprie esponenti, delle proprie rappresentanti, non sentono che porta avanti i propri problemi. E quindi svilupperemo bene anche questo discorso, certo, di che cosa è apparenza, certo, e che cosa è la sostanza della, certo, parità. Professor Casen, ho visto che scuoteva la testa quando siamo l'Occidente, l'Europa, è un'isola felice oppure... No, beh, c'è poco di felice, salvo che non ce lo procuriamo noi. Direi che
se noi guardiamo la storia della donna, sicuramente ha fatto un salto in avanti molto importante. Bisogna vedere però dove è andata a finire con questo salto, e questo è il punto interrogativo che vorrei sottolineare. Perché la donna sta rincorrendo l'uomo, non sta realizzando la sua funzione di donna in un contesto globale, ma sta rincorrendo l'uomo e l'uomo gli concede la quota rosa, che è una cosa che fa paura. Ma l'altro aspetto è che l'uomo va 10 volte più veloce. Allora, se vediamo le parti, la donna ha fatto un salto di qualità, ma si trova sempre più arretrata rispetto all'uomo e potenzialmente sempre più arretrata. Che la donna poi abbia dimostrato nel momento in cui viene messa in posizione di comando, che possa esprimere la propria capacità, l'abbiamo visto nella storia, in tutta la storia, partendo da Eleonora d'Aquitania, che fu la donna che ruppe l'incantesimo del Medioevo e che creò l'immagine della donna nuova, perché inventò il dolce stil nuovo. Il dolce stil nuovo non fu inventato dagli uomini, fu inventato da una donna. L'altro aspetto è che la donna ha acquisito sicuramente una propria capacità e lo dimostra, per esempio con la Merkel, lo dimostra con altri politici, altre donne politiche, per esempio in Inghilterra, con la Thatcher, con la regina d'Inghilterra, che riesce a mantenere un equilibrio magico pur non intervenendo direttamente, ma facendo brevi, piccoli segni, e può cambiare il governo del paese. E così molti altri esempi, no? Però non viene lasciato questo spazio. L'altro interrogativo che io vorrei rivolgere alle persone che sono qui, questo mondo improntato nella visione maschile della gestione della società, la donna veramente ha un proprio sviluppo, è una propria collocazione, o sta ricorrendo gli spazi che il maschio gli concede? E questo è il dramma, perché più evoluta è la società e meno la società si riproduce. Quindi perde la vera funzione femminile, che è quella biologica di avere dei figli, di educarli, e quindi a noi in questo momento manca l'educazione, perché la donna non è più in grado di educare, perché viene tirata al competere, no? Per avere la possibilità di avere una propria indipendenza economica, che spesso svia quello che invece è un contesto socialmente indispensabile, che la donna comunque in qualsiasi momento mantenga le sue capacità, certo, e le sue peculiarità. Certo. Elisa Del Re, cosa le pare? Sì, io devo intervenire immediatamente sul discorso di Ermanno Casem, perché già dire la donna implica un appiattimento stereotipo negando le differenze che ci sono tra donne. Questo già è una cosa che nega qualsiasi possibilità interpretativa della condizione delle donne oggi. Allora, partiamo da questo, partiamo da un discorso di parità formale, che effettivamente nei nostri stati occidentali, lo dico, esiste, però questo fa venire in mente, visto che siamo per citazioni dotte, Anatole France, che diceva la legge è una cosa meravigliosa perché impedisce impedisce sia ai ricchi che ai poveri di dormire sotto i ponti. Cioè, e questa è la situazione della parità formale tra donne e uomini, dico donne e non la donna, e dentro a questo discorso della parità formale si tratta di andare a vedere poi nella sostanza cosa riusciamo a ottenere, non rispetto a una rincorsa del mondo maschile, ma a un'acquisizione di diritti e di consapevolezze e comunque di disponibilità rispetto alla vita quotidiana e alla
possibilità di vivere in maniera indipendente, che le donne nei nostri stati occidentali, e quindi non sto parlando di altre culture eccetera, non riescono comunque ad avere. E su questo ci sono dati incontestabili. Le donne hanno salari inferiori agli uomini, e questo non si tratta di rincorrere gli uomini, si tratta di vivere con un salario decoroso e decente. Hanno pensioni, e qui si tratta delle donne anziane, del 32% inferiori a quelle degli uomini, considerato che appunto molte donne addirittura non hanno la pensione, non hanno la pensione sociale, eccetera. E in Italia in particolare lavorano solo il 47% delle donne, cioè quando dico lavorano intendo lavoro salariato, perché invece il lavoro, cioè lo stare a curare bambini, anziani, in realtà anche uomini assolutamente indipendenti, si dice, implica un lavoro domestico estremamente importante, estremamente lungo, che fanno le donne. Tu mi vieni a dire che le donne in realtà hanno un destino, hanno una biologia come gli uomini hanno una biologia, ma poi che il destino sia educare, questa è una cosa che le varie culture hanno elaborato in una certa maniera. In alcune culture sono gli uomini che educano i figli, non le donne. E quindi non c'è un destino biologico nei rapporti sociali, c'è una costruzione sociale sulla biologia, a partire dalla biologia, e di questo dobbiamo renderci conto, perché proprio quando tu dici che le cose sono molto cambiate, appunto il senso della maternità nel Settecento non è la stessa cosa che abbiamo oggi, il tipo di educazione che abbiamo nei confronti dei bambini non è la stessa cosa che abbiamo oggi, ma quantitativamente addirittura le persone che necessitano cure, quelle che tu attribuisci alle donne, sono enormemente aumentate con l'aumentare della lunghezza della vita, certo, e contemporaneamente con le esigenze che hanno i giovani. Mi scuso della lunghezza, ma dovevo dire due cose. Insomma, noi qua amiamo comunque lasciare i nostri ospiti esprimere il proprio pensiero liberamente, anche se magari se riusciamo a essere più concisi questo diciamo aiuta anche gli interventi degli altri, assolutamente. Però effettivamente Daniela Rader, la situazione della donna, come dice Elisa Darré, rimane sempre sul doppio ruolo, lavoro e famiglia, uno dei problemi ormai annoso. Questo non è cambiato. No, direi che il tema della conciliazione vita-lavoro è un tema che si dibatte da molti anni e che ovviamente trova una soluzione per certi aspetti temporale rispetto a quelli che possono essere delle soluzioni che normalmente le politiche di genere piuttosto scarse e le azioni dei singoli nei confronti del tema cominciano a mettere in campo. Io vorrei soffermarmi su un aspetto dell'intervista di prima che mi è piaciuta. Sì. Le donne che sono state intervistate dicevano rispetto, dignità, autonomia, questo uguale lavoro. Allora, in un periodo che abbiamo... Indipendenza. Sì, indipendenza, no? Autonomia, no? Come si vuole aggiungere. Credo che in un periodo che stiamo trascorrendo di contesto economico completamente in mutamento, no? Anche il ruolo della donna nell'ambito del tema lavorativo ovviamente deve assumere una connotazione diversa. Perché? Perché oggi a tutte le donne è richiesta una maggiore contribuzione nell'ambito del tema lavorativo. Oggi non è necessariamente per una scelta di carriera, ma è per magari portare uno stipendio all'interno della famiglia. Certo. Da questo punto di vista noi abbiamo le donne lavoratrici dipendenti che hanno un certo tipo di opportunità e alcune opportunità di conciliazione, le lavoratrici autonome o le imprenditrici che evidentemente invece a maggior ragione non trovano lo stesso sostegno al tema della maternità come lo trovano le altre lavoratrici. E in questo manca una legislazione adeguata? E in questo c'è una discriminazione di fondo, a mio avviso, che sostanzialmente non elabora politiche per la genitorialità e quindi per il diritto del bambino di avere, indipendentemente dalla professione della mamma, una famiglia che può regolare i propri tempi e la propria vita, e da questo punto di vista
vista ovviamente questa discriminazione deve essere oltrepassata e colmata, soprattutto oggi che l'ambito lavorativo si trasforma sempre di più in scelte imprenditoriali, in professionisti, in autonomi che ovviamente anche rispetto all'aspetto contributivo hanno un trattamento diverso dalle lavoratrici dipendenti in questo caso. A proposito proprio della contribuzione, gli ultimi dati dicono che insomma qua in Italia nel 2014 la retribuzione annua lorda e media è stata di 29.891 euro per gli uomini e di 27.890 euro per le donne. Queste sono fonti Job Pricing. Da questo punto di vista, guardi, c'è una differenza del 7 e l'8% che ovviamente va colmata, e rispetto ad altri paesi proprio per la normativa contrattuale o per alcune opportunità di lavoro la differenza è mitigata. Abbiamo paesi dove questo numero è al 20, al 30%. Si può anche fare un appunto a paesi del nord Europa che ovviamente sono avanzati in altri ambiti, ma risentono anche loro di questa gap di differenza salariale tra lo stipendio di uomo o donna a parità ovviamente di opportunità lavorativa. Certo, sposato per un imprenditore quando deve assumere una dipendente donna si pongono tanti problemi e tanti punti interrogativi forse, no? Io sono circondato da donne, quindi anche nella mia azienda sono per la maggiore donne. Però ecco, io vorrei precisare per chi ci ascolta, no? Perché ci vede, che i contratti di lavoro non è che discriminano donna e uomo, non ci sono queste formali discriminazioni, certo. E che poi, come è evidente, la donna ha più impegni familiari, per la maggiore, è meno disponibile, non per colpa sua, a stare più in azienda, e da questo nasce una minore retribuzione e altre cose che non voglio approfondire. No, quello però che a me sembra interessante, e volevo fare una domanda alla professoressa, no? Perché lei diceva, dal punto di vista formale sembra che sia tutto in ordine, io l'ho ribadito adesso, i contratti, dal punto di vista sostanziale non è così, e lo condividiamo tutti, però lei ha anche detto che comunque, mi è sembrato di capire, poi mi corregga se ho capito male, che sostanzialmente non ci sono poi grandi differenze tra donne e uomini, se non quelle fisiologiche. Allora io le volevo chiedere, lei proprio su quest'ultimo punto crede che proprio sia così, che l'uomo e la donna in fondo possano esercitare qualsiasi attività, che possano anche dal punto di vista proprio della diversità, no? Ecco, ci sono degli elementi discriminatori verso un lavoro tra uomo e donna, secondo lei? Anche se in minima parte? Guardi, personalmente non credo che ci sono delle donne, se lei parla di lavoro fisico, cioè, insomma, ormai le macchine ci aiutano un po' dappertutto, per cui questa differenza nella forza fisica, diciamo che è minima e sicuramente da eliminare nelle indagini. Il discorso è quindi lei dice di no. Allora io mi chiedo, l'intervento era una domanda per poter, no? Allora, se lei dice di no, automaticamente mi viene a valorare l'intervento del professore che dice, beh, alla fine, voglio dire, la donna va alla ricerca delle attività dell'uomo, vuole raggiungere, superare l'uomo. Ecco, mi viene, allora come possiamo? Allora, io sto dicendo che è molto importante nella vita sociale valorizzare le differenze che non sono necessariamente tra tutte le donne e tutti gli uomini. Abbiamo un arco molto, molto vasto. Il problema è quello di riuscire a immaginare che queste differenze non costituiscano delle discriminazioni. Allora, io le do un altro dato che a me veramente impressiona molto per l'Italia. Lei sa di quanto è la differenza di reddito, cioè di percepito in un anno, tra donne e uomini, tra tutte le donne e tutti gli uomini in età lavorativa in Italia? È del 45%. Il che vuol dire che in Italia ci sono un sacco di donne che non percepiscono salario, perché la differenza di reddito è esattamente questo, misura
tutti gli uomini che lavorano e che non lavorano, e tutte le donne che lavorano e non lavorano. Allora, questa non le sembra un po' una discriminazione? Sì, no, ma sono d'accordo. No, ma stiamo d'accordo sul fatto che bisogna fare di più di quello che si fa. Ok, quindi facciamo sta premessa. Però ecco, se ci sono delle medie di questo tipo, evidentemente ci sono anche delle realtà dove la donna viene valorizzata. Quindi allora a me per esempio piacerebbe, poi magari posso darlo come, cioè che ci sforzassimo stasera a trovare quegli elementi di valorizzazione, cioè cosa possiamo fare noi nel nostro piccolo, io, lei, cosa possiamo fare? Certo. Ecco, poi mi è piaciuto il discorso del rispetto, francamente. Solo una cosa piccola, c'è una cosa, in questa domanda si ponga anche la domanda: cosa possiamo fare per valorizzare la vita affettiva privata degli uomini? Ecco, allora io volevo un attimo introdurre e presentare. Prego. Vorrei restare sull'argomento perché volevo supportarlo con dei dati, no? Ma poi i dati li mettiamo, no? È un presupposto che io faccio sempre fatica a spiegare, perché è talmente fuori dalla realtà che dice: ma di che sta parlando questo, no? Allora, il presupposto è che questa società non accetta la donna così come è fatta la società, non accetta la donna, punto. Perché è una società che ha un meccanismo prettamente maschile. La donna cerca di infilarsi dentro e accettare una struttura prettamente maschile e si adatta. Questo è il concetto che io volevo esprimere prima, che ritengo, e nessuno può stravolgere questa cosa, perché non sono in grado io di capire l'immaginario femminile per ovvi motivi. Quindi la rivoluzione, il porre il problema che la donna deve creare una società a propria immagine e somiglianza, non in contrapposizione al maschio, ma a compensazione della eccessiva prepotenza, perché da sempre il maschio si ha costruito la società, ha costruito le leggi e poi ha concesso alla donna di esistere perché è indispensabile, no? Fin dal Medioevo, e anche prima. Allora, il problema è questo: la donna non solo deve avere di più, e in questo senso parliamo del quotidiano, deve avere una parità di trattamento, ma anche intellettuale, cioè il porsi di fronte a una donna come un essere non inferiore, perché io spesso vedo questo atteggiamento maschile nei confronti delle donne e la donna subisce e tende ad accettare questo trattamento, e lo vediamo in tutte le cose, compresa la moda, dove si può aprire uno spaccato infinito come la donna viene usata commercialmente nella moda. E la donna in questo ci casca. E invece bisognerebbe che la donna raggiungesse, o che compattandosi raggiungesse una intelligenza collettiva femminile e imponesse un diverso andamento della società. A livello globale, io sono inorridito la prima volta che ho visto, quando ero giovane, una donna vestita da soldato. Per me sembrava una roba orripilante, la donna che mette al mondo i figli e poi va al fronte e ammazza i figli degli altri. Cioè, per me la donna era quella, ma nel vecchio... Sono sufficienti i padri a far questo. Sì, no, appunto, ma che la donna si presti anche, o che i maschi abbiano convinto: vuoi raggiungermi nella potenza dell'esercito, eccetera, anche tu puoi fare carriera e puoi ammazzare come me. Cioè, sono delle cose che sono, così è il mio punto di vista, ovviamente maschile. Ma quello che io vorrei sottolineare, e vorrei essere così anche contraddetto, che bisogna inventare una società più femminile. Adesso cercheremo di capire come si può fare questo, se è una questione prettamente normativa, se è una questione invece di educazione, di educazione, ma anche in questo, se parliamo di educazione, dopo dobbiamo entrare anche nella sfera della famiglia, e se l'educazione dei figli maschi è delegata alla mamma, allora c'è un concorso di colpa in determinati atteggiamenti. Allora andiamo un attimo in pubblicità. Rientriamo subito e ritorniamo a parlare di donne. A tra poco.
dopo la pubblicità.